Diamo spazio ad un libro che esce proprio oggi, si chiama Partire da qui, è scritto da Stefano Modeo, edito da Interno Poesia, perché è un libro che raccoglie suoi inediti. Dopo la curatela di Un doppio limpido zero con le poesie di Raffaele Carrieri e La terra di ferro sui lavori di Pasquale Pinto, Stefano Modeo insomma ci racconta un po' di lui attraverso questa raccolta di poesie sue inedite. Buongiorno Stefano, ben trovato. Buongiorno a tutti, ciao Marina, grazie dell'invito. Grazie a te di esserci. Partiamo dal titolo, Partire da qui. Insomma, è il grande tema di chi nasce a sud e quindi anche nella nostra città. Partire, restare, tornare, ricostruire o costruire in un posto nuovo. È un tema, immagino, su cui ti sei interrogato tanto anche tu. Sì, esattamente. Diciamo che il libro parte proprio da questo pretesto, se vogliamo, nel senso che io, come tanti tarantini, perché sono di Taranto, circa ormai 8 anni fa sono dovuto andare via dalla mia città di origine, e quindi diciamo che quando si parte, quando si abbandona un luogo caro, comincia sempre la grande questione dell'identità, no? Chi siamo, da dove veniamo, quali differenze portiamo rispetto al luogo appunto in cui siamo andati a vivere. E quindi diciamo da qui è nato questo libro che si intitola Partire da qui, proprio perché gioco con questo doppio senso: partire da qui, cioè partire dal luogo d'origine, ma partire da qui anche dal luogo appunto in cui si è arrivati, come una ripartenza, come un ricostruire la propria vita. Come ti ha aiutato la poesia, Stefano, in questo, nel rispondere a queste domande esistenziali di cui parliamo? Guarda, questa è una domanda molto interessante, perché c'era un poeta irlandese che si chiamava Seamus Heaney, che diceva che esiste un luogo che è quello vissuto, no? Quello inconscio, e poi esiste un luogo che è quello letterario, che invece è conscio. Io penso che la poesia, che questo libro provi a raccontare, cioè soprattutto questo percorso, cioè dalla vita alla parola, cioè passare poi a raccontare quel luogo vissuto facendolo diventare un luogo letterario, e questo avviene tramite diciamo anche sentimenti che sono tipici poi per creare poesia. Penso alla nostalgia, ma anche appunto all'uso della memoria, che sono fondamentali per arrivare poi a scrivere dei versi. E quindi è una raccolta che si snoda sostanzialmente in 7 anni di vita, e racconta di smarrimenti, di nostalgia, di questa condizione di sradicamento. E quindi sì, è un tema anche molto, molto attuale, se vogliamo, rispetto a quando si parla di restanza o appunto di emigrazione. E mi colpisce, mi fa pensare il passaggio, e questo ti voglio chiedere, tra l'essere un po' il custode del lavoro di grandi nomi come Raffaele Carrieri, Pasquale Pinto nei tuoi lavori di curatela, e poi invece metterti insomma in qualche modo in primo piano e forse a nudo attraverso quelli che sono i tuoi componimenti. Come sei riuscito a fare questo passaggio? È stato difficile? Guarda, passare da autori come Carrieri, come Pinto, per me è stato fondamentale. È quasi come se avessi dovuto fare appunto una sorta di apprendistato per ritrovare una mia voce, ma soprattutto una mia tradizione. E quindi è stato necessario partire da qui, ovvero dal luogo che mi accomunava alla voce di questi autori, ovvero Taranto, la Puglia, il Sud. E quindi sono andato a scoprire questi grandi autori come appunto Raffaele Carrieri, Pasquale Pinto, occupandomene e cercando di entrare quanto più possibile nella loro poesia, per trovare appunto quella voce in comune con appunto quello che era quello che io stavo scrivendo. E quindi è stato fondamentale soprattutto sì per trovare una mia tradizione.
che molto spesso sappiamo bene, soprattutto di autori meridionali, la critica tende un po' a trascurare, quindi è stato un lavoro davvero di scoperta fondamentale.